Questa bellissima villa, in stile palladiano, fu eretta per volontà del giureconsulto veneziano Carlo Cordellina Molin e progettata dall'architetto veneziano Giorgio Massari. I lavori di costruzione iniziarono nel 1735 e terminarono nel 1742, quando l'architetto progettò anche le barchesse, che furono poi terminate nel 1760. Partecipò ai lavori di progettazione anche l'architetto Francesco Muttoni. Nel 1743 nel cantiere della villa si trovava anche il Giambattista Tiepolo, il quale contribuì decorando il salone principale con un ciclo di affreschi ispirati alle vicende storiche di Scipione l'Africano e di Alessandro Magno. Lo stabile rimase dei Cordellina fino ai primi decenni del XIX secolo, dopo che fu impiegata come allevamento di bacchi da seta e sede di un collegio. Nel 1943 divenne di proprietà del conte Gaetano Marzotto e poi dal 1954 di Vittorio Lombardi, che finanziò un'importante campagna di restauri della villa e dei giardini circostanti. Nel 1966 la vedova del Lombardi donò l'intera proprietà alla provincia di Vicenza, che ne è ancora proprietaria e la utilizza anche come sede di rappresentanza. Come detto più sopra, il progettista ha voluto rendere omaggio al Palladio con un pronao ionico a 4 colonne, sormontato dal timpano con lo stemma dei Cordellina inciso. Caratteristica anche la disposizione simmetrica dei locali interni rispetto al salone centrale.